Salve a tutti, noi ci troviamo qui davanti alla fontana per un preciso motivo. Dunque da domani inizierà Ottobre Rosa, l'ottobre è dedicato alla ricerca contro il tumore al seno promosso da Andos Rovigo. Come ogni anno, come amministrazione comunale, abbiamo sempre illuminato il monumento, l'edificio comunale in rosa, ma quest'anno abbiamo una novità, visto che abbiamo un bel regalo che ci è stato portato a nuova vita da diversi volontari. Abbiamo pensato di illuminare la fontana di rosa. Questo grazie anche alla grande collaborazione dell'artista qui presente Rinaldo, che con molta pazienza, parsimonia e fantasia da domani la fontana sarà illuminata, e quindi quando passerete alla sera vedrete questa bellissima fontana illuminata di rosa. Vero Rinaldo? Certo. Tutto il tuo lavoro come si è stato svolto? No, niente, praticamente la mia fantasia è stata con semplici cose, praticamente dargli il colore di questo colore rosa con delle cartelline che si usa a scuola praticamente. Ho creato una macchinetta apposta praticamente per fare tutto questo, e domani non vedo l'ora io proprio di vedere questo e di darvi questa gioia praticamente. Bene, tutto questo è proprio perché per la grande opera d'arte che ha fatto Rinaldo. E inoltre volevo ricordarvi, sempre promosso da Andos, sabato prossimo dalle ore 15 inizierà la Camminata Rosa, la quarta edizione della Camminata in Rosa, il cui ricavato sarà devoluto totalmente all'associazione Andos. Quindi non mi resta altro che invitarvi, oltre a visitare la fontana durante queste serate di ottobre, anche ad essere partecipi numerosi per questa importante iniziativa a sostegno di Andos. Alle ore 15 ci troveremo davanti all'edificio comunale e ci saranno le iscrizioni a offerta libera, e poi ci dirigeremo accompagnati all'aiuto della Protezione Civile e da altri volontari lungo le strade del paese per un percorso di circa 5 km. Al ritorno ci troveremo tutti insieme per un momento conviviale.